Ci avviciniamo velocemente alla conclusione di questa puntata di Verde Nord-Est. Prima però di darvi l'appuntamento alla prossima settimana, vi vogliamo ricordare un altro appuntamento altrettanto importante, quello con la seconda serata di Coco Fungo, la storica rassegna che 6 ristoranti della marca trevigiana dedicano ad uno dei prodotti tipici di questa zona, i funghi. Eccoli qua, i funghi del Montello. Allora, noi ci troviamo a Volpago del Montello al ristorante Da Celeste, dove il 4 e il 5 di ottobre appunto sarà di scena Coco Fungo. Allora, io sono insieme a Walter Tonon, chef del ristorante, buongiorno, e alla mia destra do il benvenuto anche ad Andrea Antica dell'azienda Antiga. Allora, intanto io comincerei con Walter. Qual è il piatto di punta della serata? Bene, noi quest'anno, visto che il tema del Coco Fungo sono gli anni 60, gli anni ruggenti, e abbiamo pensato di riprendere un piatto del passato, un piatto tipico montelliano, e appunto la tavolozza con i porcini, con i chiodini, la soppressa del trevigiana, e riproporre questo piatto anche in chiave moderna, cioè con l'aggiunta di una zucca, la testa di porcino fatta marinata col prosecco, e per rimanere appunto in quegli anni dove tutto sembrava si fosse messo, invece c'era gente che aveva ancora voglia, e anche come gli artisti, noi siamo abbinati ai Beatles, come gli artisti volevano fare, c'era la voglia di fare, anche in cucina si cominciava, i primi chef famosi cominciavano a fare qualcosa di nuovo, poi era capito e meno capito, ma insomma gli anni poi hanno dato risposta. Quindi Walter, insomma, interpretate a vostro modo questo tema di quest'anno. Allora, come vengono fatti i porcini velocemente? Beh, i porcini vengono marinati in un'acqua salata con un po' d'aceto, però usiamo la parte acida, viene usata dal prosecco, così prende il profumo. Quindi altro prodotto tipico della zona. Mentre i chiodini e i porcini, proprio con la ricetta di una volta, vengono messi sott'olio, prima marinati con l'aceto, un po' d'aglio, un po' di prezzemolo, e poi messi sott'olio. Grazie Walter. Allora, storica collaborazione della rassegna Coco Fungo con l'azienda Antiga, che da 30 anni è nel settore alimentare di alta qualità. Allora, quali sono i prodotti che ci presenta? Beh, i prodotti, intanto buongiorno a tutti, io sono Andrea, da oltre 30 anni, l'azienda mia ha 30 anni, è sempre alla ricerca di prodotti di qualità, e da circa 12 anni siamo partner storici del Coco Fungo. Qui quest'anno presento le olive alla Belle Cerinola DOP, che è un'oliva pugliese, e la pasta di Gragnano della cooperativa Pastai Gragnanesi. Questo connubio Coco Fungo è nato per la qualità della rassegna, e perché appunto noi abbiamo prodotti di qualità, cerchiamo di andare in giro per l'Italia a ricercare prodotti alimentari di alta gamma, di alta qualità. Insomma, quindi la stessa filosofia dei ristoratori della marca trevigiana. Io ringrazio i miei ospiti, ricordiamo ancora una volta l'appuntamento con Coco Fungo Da Celeste a Volpago del Montello, quando? 4 e 5 ottobre. Perfetto. Mi raccomando, segnatevi questo appuntamento. Adesso noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento però con Verde a Nord-Est la prossima settimana, stessa rete, stesso orario. Arrivederci. Buongiorno a tutti.